Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di prealpina.it. Sparo in fronte a tua sorella e a tua nipote, si è sentito dire anche questo. Un ex negoziante napoletano trasferitosi a Varese, vittima di un'estorsione subita da persone ritenute legate alla camorra napoletana. I militari hanno notificato nel capoluogo campano 6 provvedimenti cautelari a 5 uomini e a una donna, anche lei protagonista delle minacce. L'ex commerciante nel 2017, a causa di alcune difficoltà finanziarie, si era visto costretto a chiedere un prestito. L'uomo si era rivolto a un ex cognato per ottenere 4.700 euro, con la promessa di restituirne 1.000 in più in interessi. Un errore grave che l'ha portato al cospetto di 2 RAS della camorra, ciascuno dei quali ha preteso la restituzione del denaro con cospicui interessi attraverso violenze e minacce di morte. È evaso dagli arresti domiciliari ed è finito dritto in cella un bustocco di 54 anni accusato di ricettazione, truffa e associazione a delinquere. Nell'attesa del processo, i magistrati avevano disposto non il carcere, ma i domiciliari, con il divieto assoluto di contatti con persone estranee al nucleo familiare, soprattutto per evitare la ripetizione degli stessi reati ai danni di persone ignare ingannate dai titoli professionali del truffatore. Ma l'uomo si è incontrato e ha contattato noti pregiudicati, motivo per cui il giudice, per le indagini preliminari, ha immediatamente disposto l'aggravamento della misura cautelare, sostituendola con la custodia in carcere. Ancora cronaca. Una trentenne nigeriana è stata arrestata all'aeroporto di Malpensa con poco meno di 6 kg di shabu, ovvero cristalli di metanfetamina, durante un controllo da parte dei funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La passeggera, in arrivo dal Benin via Addis Abeba, è stata bloccata per un normale controllo doganale, al quale ha reagito con particolare nervosismo. Nel suo bagaglio, ispezionato con un radiogeno, erano nascosti 5 panetti ricoperti di una patina di plastica e di terriccio. La sostanza, identificata grazie a un apposito test, bianca e alla vista simile a piccoli cristalli di ghiaccio, è uno stupefacente artificiale particolarmente pericoloso. E siamo al capitolo Covid. Questa mattina il presidente della regione Attilio Fontana ha fatto il punto della situazione in Lombardia. I numeri stanno gradualmente migliorando. Sicuramente, se le cose dovessero continuare a migliorare come in questi giorni, ci sono buone possibilità che si ritorni gialli, ha detto. Ma non tutti i problemi sarebbero risolti. Il coprifuoco, ha proseguito Fontana, è una di quelle misure che dovranno tener conto del miglioramento della situazione e dei numeri, del raggiungimento di una sempre maggiore normalità. Su queste basi si valuterà se eliminarlo o se tenerlo ancora per qualche giorno. Siamo vicini a una scelta definitiva. E ancora su scuole e trasporti. Per quanto riguarda la riapertura del trasporto pubblico, i tavoli con le prefetture sono sempre aperti, ma dobbiamo risolvere il problema dell'equazione insostenibile che vede scuole aperte al 100% e copertura dei treni al 50%. Questo è un problema che abbiamo già evidenziato al governo. Infine Fontana si è espresso sui vaccini. Per il governatore, a tutti i lombardi la prima dose sarà somministrata entro luglio, a patto che Regione Lombardia abbia a disposizione una quantità sufficiente di vaccinazioni. E ora andiamo a parlare di crisi, lavoro e occupazione. Il servizio di Luigi Crespi con le immagini di Walter Todaro di Agenzia Publifoto. Mario Principe è il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro del Ticino Olona, 50 anni, è arrivato in un momento particolarmente delicato per il mondo intero, certo per la pandemia, ma soprattutto per l'Alto Milanese che si sta trasformando per l'ennesima volta. Principe, che cosa sono i segnali su questo territorio in questo momento? Ma la cosa che ci preoccupa di più in questo momento nel territorio è l'impatto della crisi sull'occupazione. I dati dei nostri uffici ci dicono che nel 2020 c'è stata un'impennata, per esempio, delle dimissioni online, circa il 18% in più rispetto al 2019. È un dato che in qualche modo ci dice che la crisi sta avendo un impatto importante appunto sull'occupazione e tutto questo sta avvenendo ancora prima dello sblocco dei licenziamenti.
Quali sono le strategie che questo territorio può mettere in campo per cercare di gestire la trasformazione? Sicuramente noi abbiamo un organismo molto importante che è appunto la Consulta dei Sindaci, è uno strumento che vede appunto insieme ai 22 comuni la presenza delle organizzazioni sindacali e di tutte le parti sociali del territorio. Quello è uno strumento che ci consentirà di mettere in campo delle politiche per esempio attutire anche la crisi che nei prossimi mesi immaginiamo possa in qualche modo riguardare il nostro territorio. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!